un po' la coda di quelle che sono state non solo le attività formative, non formative erogate nel territorio con una serie di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione, ma anche la possibilità di aver messo in qualche modo in contatto varie aziende del turismo, di vari settori del turismo, della località di Chioggia e mettere in rete, in sinergia la località di Chioggia con altre località del Veneto, perché i progetti erano di valenza regionale e non locale, anche se poi effettivamente ogni sistema locale turistico si è organizzato e ha fatto delle attività in maniera autonoma e apparentemente anche a compartimenti stagni perché sono state organizzate, però c'era una regia dalla sede di via Savelli a Padova della Confesercenti, dove c'è il centro di sviluppo della Confesercenti regionale che è il CESCOT Veneto, la quale ha poi in qualche modo registrato tutte le attività, i dati e le aziende, proprio perché l'idea è quello all'interno del Veneto di creare un modello unico di accoglienza, un modello unico di informazione, un modello unico di promozione. Ecco la cabina di regia del CESCOT Veneto in questa partita, ma anche dell'ente bilaterale Veneto se volete, e delle associazioni di categoria in genere. È una partita molto difficile, però da qualche parte si doveva partire e intanto passo la parola a Marco Serraglio, qui alla mia sinistra, che è il direttore del CESCOT Veneto. Grazie.